Una conferenza stampa per presentare una serie di interventi sul Monte Orthobene. Ci sono 5 milioni di euro con finanziamenti regionali, c'è una nuova attenzione anche da parte della politica regionale verso questo gioiello che non è solo di Nuoro ma di tutta la Sardegna. Sì, certo, c'è la volontà di sposare il progetto Monte Orthobene come uno dei progetti pilota per il rilancio delle zone interne, sulla base di una considerazione: se al Monte Orthobene si riesce a far convivere la tensione del turismo e dei turismi attivi con la tensione della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, allora si mette in moto un meccanismo che sarà riproducibile nelle altre zone della Sardegna, che è tutta caratterizzata da queste due tensioni che vanno messe a regime per raccoglierne poi dei frutti. Ci sono 5 milioni di euro, insomma, gli interventi importanti. Sì, sono interventi importanti, adesso la quantificazione esatta, se siano 5 o qualcosa in più o qualcosa in meno, si avrà nelle prossime settimane attraverso delle apposite delibere della Giunta regionale, ma le risorse servono e sono necessarie per mettere a sistema una serie di infrastrutture che sono necessarie per fruire del Monte Orthobene in sicurezza e con il pieno rispetto dell'ambiente.